2 province, Genova e La Spezia, 6 comuni, Sestri Levante, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Carro, Maissana e Varese Ligure e la Regione Liguria. Sono i firmatari dell'intesa sottoscritta a Casarza per lo studio di fattibilità sul miglioramento e l'adeguamento della provinciale 523, che da Sestri Levante arriva al passo di Centocroci verso il Palmense. Una strada fondamentale per il territorio, sulla quale transitano ogni giorno 16.000 veicoli con molti tir, ma con un percorso che resta troppo lungo e tortuoso, anche se a Casarza la provincia ha realizzato il primo lotto di variante che attraversa il Petronio verso le zone industriali e i nuovi quartieri. Per questo i tecnici studieranno soluzioni e opere per ammodernarne tutto il tracciato. Ha lo scopo di dare l'avvio un po' a questa revisione di una progettazione dell'ammodernamento della 523 che era stata fatta dall'ANAS più di 10 anni fa. È un incarico che si è presa la Regione di coordinare questo tipo di ammodernamento, magari con nuovi obiettivi e il compito della provincia sarà quello di dare le indicazioni sulla propria strada, con la propria esperienza e coordinare eventualmente anche le indicazioni dei comuni, diciamo nel nostro caso Sestri Levante, Casarza e Castiglione. Nel 2009 la provincia di Genova ha aperto il primo lotto del bypass di Casarza, realizzato con un viadotto diagonale sul Petronio a 16 campate, lungo 400 metri e largo 7,5, che collega la provinciale 523 alla sponda sinistra del torrente, dove prosegue con un tratto di 600 metri per innestarsi sulla viabilità comunale, verso le zone industriali e i nuovi quartieri della cittadina. La sua prosecuzione, sino al Ponte Bigi, sarà tra gli elementi base della nuova progettazione stradale, come il miglioramento dei collegamenti con la A12. Quello è un punto forse principale che dovrà essere preso in considerazione, diciamo, la prosecuzione della variante da noi realizzata. Certamente bisogna, credo, prendere in considerazione anche la parte relativa che scorre in comune di Sestri Levante per poter accedere in maniera più fluida e più rapida al casello di Sestri Levante.